Proseguono i lavori per la realizzazione del parco Il Pino di Grazia Deledda. Nei giorni scorsi si è svolta una tappa fondamentale per la realizzazione del vigneto sperimentale, un progetto volto al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ampelografico locale. Sono infatti state innestate le giovani barbatelle messe a dimora precedentemente dai volontari. Questo evento segna l'avvio ufficiale della sperimentazione vitivinicola nello stesso luogo che un tempo ospitava la vigna della famiglia di Grazia Deledda. Un progetto ambizioso che attinge ai saperi della tradizione nuorese. Le varietà autoctone delle marze selezionate, che sono state recuperate grazie al supporto tecnico di Agris e Laore, rappresentano un tesoro della biodiversità locale. Parliamo del Cannonau, della Nera del Ponte, del bovale sardo conosciuto localmente come Muristello, Alvarega, Granazza e Pansale. L'operazione di innesto è stata condotta da professionisti esperti, ma il cuore pulsante dell'evento è stata la partecipazione attiva e appassionata dei volontari. Per tutta la mattinata, infatti, in un clima di convivialità e collaborazione, c'è chi si è dedicato alla zappatura, chi ha assistito nelle operazioni di innesto, chi ha preparato il terreno e chi ha meticolosamente ricoperto le viti appena innestate. Ricordiamo che tutti possono partecipare e contribuire, anche con una piccola donazione, ai lavori per la realizzazione del parco. Puoi trovare tutte le informazioni sul sito www.ortobenessere.com.